provincia di Napoli. Sto cercando Nicola. Il mio stomaco inizia a brontolare. Nicola! Frattamaggiore è una città ricca di storia e tradizione, situata a pochi chilometri da Napoli. È famosa per il suo grande carnevale, tra i più antichi e vivaci della Campania, che ogni anno coinvolge tutta la comunità. Durante il carnevale, le strade si animano con sfilate di carri colorati, maschere tradizionali e musica che coinvolge grandi e piccini in un'atmosfera di allegria e partecipazione. Sono Nicolo Ossuto, ho 29 anni e fin da bambino avevo due grandi passioni, l'archeologia e la cucina. La prima l'ha rubato mia sorella gemella, che oggi è un'archeologa, mentre per la seconda oggi ne ho fatto il mio lavoro e sui social cucino e consiglio alle persone dove mangiare bene. Se vi va di seguirmi, cercate la pagina del professore del gusto. Nicola! Enrico, come stai? Tutto bene, tu? Bene, ma mi hai fatto camminare tanto. Ho una fame da lupi, o meglio, da padellino. Dove andiamo a mangiare? Oggi vi porto da Anime Pizza, la mia pizzeria del cuore. Sono Luca Piscopo della pizzeria Anime Pizza. Vi definisco un mixologo di farine perché con la miscelazione di esse riesco ad ottenere un prodotto unico nel suo genere. Perché dovreste mangiare la pizza da me? Perché avrete l'opportunità di assaporare creazioni innovative della mia terra. Cosa mi fai mangiare? La pizza rossa di Mazzara. Nicola, ma siamo sicuri? Enrico, mangia la pizza E c'è. e viene appresso a me. Ecco che ti sei. Ciao Luca, Ciao Nicola. come stai? Bene. Guarda che ti ho portato, il maestro Enrico Porzi. Piacere Enrico. Piacere mio, Luca. Allora Enrico, devi sapere che Luca fa una pizza al padellino che è la fine del mondo. Per quanto è buona, per me l'ha inventata lui. Vabbè, è normale, tutti così, ormai è sempre la stessa storia. Allora, fai una cosa, accomodati che io faccio due chiacchiere con te. Allora, Luca Piscopo, Anime Pizza. Ma la tua anima, da quanto tempo è pizzusa? Enrico, ho iniziato a 13 anni nella pizzeria di famiglia e oggi ti posso dire che sono 30 anni che faccio questo lavoro. Ma in questa sede da quanto tempo stai? Quest'anno festeggeremo il 20° anno e più stiamo facendo una nuova apertura al Vomero. Senti, sei a tutti gli effetti un pizzaiolo d'esperienza, però a me non mi basta, io sono curioso, portami nel tuo mondo. Enrico, e vieni a pressarmi, Enrico. Permettete, ma che pensais? Allora Luca, la pizza nel rutillo, o meglio, la tua pizza al padellino, con quale tecnica prepari questo impasto? Enrico, allora le preparo con impasto indiretto, 24-48 ore di lievitazione. E che tipo di farina utilizzi? Una farina di tipo 0 con un blend di tipo 1, L'idratazione, bella spinta direi. 80%. Bravo. E la cottura? Cottura lenta, dolci e mai aggressibili. Si vede forte. Qual è il tuo cavallo di battaglia? Alla Mazzara del Vallo. E allora, oltre a questa, mi devi fare anche una pizza dedicata a Bud Spencer. Me la fai? Certo, Enrico, che te la faccio. E allora io mi accomodo. E tu? Sta pizza mi dico. E ma come ce la faccio, stanza? La pizza di Bud Spencer. Faccio. Poi. Ce l'ho.
Nicola, eccomi qua finalmente. Allora, ho fatto una bella chiacchierata con Luca, un giro per il locale. Devo dire la verità, una pizzeria in cui secondo me si mangia in totale relax, anche perché la scelta di colore degli arredi, principalmente scuri, aiutano. Senti, ma a proposito, da quanto tempo vieni a mangiare qua? Allora Enrico, vengo a mangiare qui veramente da tanto tempo, da quando ero piccolo. E ti sempre mangiato rosso di Mazzara? No. Ho mangiato tantissime pizze come la marinara diversa, la margherita nobile o la montanara fritta al forno. Però la rosso di Mazzara è la mia preferita. Nico, ma tu sei sicuro? Vai tanto. Ci vediamo bene. La pizza nel Rutiello sta vivendo una nuova popolarità. Oggi viene proposta in pizzerie e locali, spesso cotta in forni elettrici a temperatura controllata, per offrire una versione più morbida e rustica della classica pizza napoletana. Nico, sta arrivando? Ecco a voi il nostro padellino rosso di Mazzara. È ripieno di burrata, sopra ancora trovate burrata, tartare di gambero rosso, barbabietola essiccata, alga wakame e per finire pomodoro San Marzano essiccato. Spero che vi piaccia. Grazie. Enrico, guarda quanto è bella, guarda che spettacolo. Nico, però mo prima si erba ora. Pronti? Pronto. Con le mani, eh? Senti quanto è fresca? Buona, e mi piace anche l'idea della burrata messa in due fasi, cioè al centro, quindi un po' più calda e cotta, e sopra che ti dà un senso di freschezza, eh? Nicola, ma in modo particolare, cosa ti ha colpito di questa pizza? Allora Enrico, io l'adoro perché è una pizza saporita, fresca e equilibrata, quindi non stanca il palato. Ebbene sì, ti devo dare atto che questa è veramente una grande pizza, nonostante io non preferisca il pesce sulla pizza, ma qua la cremosità della burrata, la delicatezza del gambero hanno fatto la differenza. E poi le alghe wakame, buona veramente. Però Babù, il suo pezzo forte, il cavallo di battaglia, e ovviamente il pizzaiolo era preparatissimo. A tua insaputa, io ho chiesto di farmi una pizza dedicata a Bud Spencer. Dai, ci mesi in difficoltà, prima di sapere fare. Tra i suoi film più amati ci sono Altrimenti ci arrabbiamo, lo chiamavano Bulldozer, e Piedone lo sbirro, che hanno segnato intere generazioni. Indimenticabile anche il sodalizio con Terence Hill in pellicole ricche di scazzottate e risate, come i due super piedi quasi piatti. Ecco qui ragazzi, qui abbiamo l'altrimenti ci arrabbiamo. Abbiamo un impasto al pomodoro ripieno di burrate e polpette, come topping abbiamo un lardo di pata negra, crema di fagioli borlotti e un pepe Sichuan con scarola cristallizzata. Questo è per ricordarci un pochino sia la biografia che un po' di film di Bud Spencer. Buon appetito. Grazie. Nico, ma tu che conosci a Luca, il pomodoro con Bud Spencer dice sì.
perché il pomodoro era uno degli ingredienti più utilizzati da Bud Spencer. I fagioli, questo lo sappiamo tutti. La polpetta. La polpetta pure era un piatto preferito di Bud Spencer, pensa che addirittura i figli hanno dichiarato che riusciva a mangiarne 60 la domenica. E il lardo? Perché piace a Luca. Scarò! Piace a me. Allora facciamo una cosa, assaggiamo, e il primo sì mi piace pure a me. Un pezzo a te, Grazie. un pezzo a me, con le mani, Sempre. Buono. Veramente saporita. Anche perché, avendo messo la burrata, l'ha reso meno secca, no? Sì. Che una crema di fagioli potrebbe essere secca, invece con la burrata, bella, se ne scende Mi proprio. piace molto. Non era facile, perché qui ha utilizzato almeno 5-6 ingredienti, quindi in apparenza può sembrare una pizza pesante, invece li ha bilanciati bene, quindi grazie anche a un po' di birra se ne scende una perfezione. Nicola, io ti devo semplicemente ringraziare, mi hai fatto scoprire una grande realtà della nostra Campania, una pizzeria in provincia di Napoli, ma assolutamente non provinciale, anzi, un'eccellenza del nostro territorio. Ti faccio una domanda a questo punto superflua, ma te la devo fare. Luca, si merita il grembiule di Strapizza Viticoccole? Enrico, dopo queste pizze, per me se lo merita e come. E allora, come diceva Bud Spencer, chi trova un amico trova un tesoro. Io raggiungo Luca e gli consegno il grembiule. E tu, Paolo punti. Luca, complimenti. Grazie, Enrico. Nel tuo locale c'è ordine, eleganza, servizi, accoglienza, pulizia, ma poi le tue pizze al top. Rosso di sera, buona pizza si spera, ma la tua rosso di Mazzara non è una speranza, è una certezza. E poi tu devi mettere in difficoltà una pizza dedicata a Bud Spencer, la burrata, i fagioli, le coppette, il lardo, la scarola, un mix equilibrato di tutti questi ingredienti. Bravo! Motivo per cui ti consegno il grembiule di Strapizza Viticoccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio replicate e non imitate, perché pure una pizza con pepe in Sichuan. Enrico, pepe di Sichuan. Vabbè, io dico napolitano. Senta saper fa! E mi raccomando, venite a trovare a Luca, altrimenti ci arrabbiamo!